Allora, dopo il dentista, dov'è che siamo stati dopo il dentista? Lidl. Ah sì, siamo stati al Lidl, quello nuovo. Beh, sarà un anno che è aperto, forse un po' meno. Non mi ricordo, comunque siamo lì, insomma. Ed è, diciamo, vicino al dentista. Ho trovato i contenitori, il set da 5 contenitori, quelli in vetro col coperchio. Ce n'erano 2 di scatole, tutte e 2 rotte, una più rotta dell'altra, ho preso quella migliore. Poi 2 canottiere e penso che la misura, la taglia sia giusta. Poi cos'è che ho preso i feltrini, quelli per le sedie, perché sennò si consumano come, vabbè, si consumano tantissimo. Poi cosa ho preso? Perché si consumano? Si consumano? Sì. Non si può dire. Si consumano perché si consumano. Che vita. No, ma non si può mica vivere così. E poi, cos'è che abbiamo preso al Lidl? Lei la mette per il rasoio. Le patatine. No, qualcosa di extra. No, solo ste robe qua. Deodorante. Vabbè, deodorante, sì, patatine, no, ma non c'era altra roba di quelle robe in offerta, ecco. Ma questo deve girare proprio. Quando mettono la freccia all'ultimo secondo mi urtano profondamente. Beh, tanti non la mettono proprio. Tanti non la mettono proprio. Infatti quando è con me in macchina, quando io sono la navigatrice, quando sono di fianco, so sempre là che dico, freccia, frena, sì, fermati. Vabbè. Poi da lì, dal Lidl, siccome eravamo tanto in anticipo per andare a ritirare la box, allora abbiamo fatto tutto il giro per la sinistra Piave e siamo andati al Decathlon. Ho preso una maglietta sportiva e lui un paio di pantaloni di tuta corti, e c'era anche altra roba interessante, però bisogna provarla la roba. Io non avevo voglia di provare e quindi ho preso quella che ho visto, che mi sembrava abbastanza larga per la mia trippa e ridi, ma la trippa c'è. Una piscina, che bello, io sarei ancora lì. E niente, adesso siamo un po' in anticipo perché stasera andremo a ritirare un'altra box quindi 2 box in un giorno solo, ma la box di stasera è una box già vista perché comunque è quella dello Sfizio Pieve di Cadore, quindi prodotti pugliesi. Ci sono i saldi da Pittarello, ci sono i saldi, mi ha fatto ci sono i salti in padella, Findus. Vabbè, siamo qua all'Emisfero e Pittarello. Solo che a me sto Pittarello come è fatto adesso non piace per niente. Però poi tra l'altro bisogna provarle le robe, le scarpe, le ciabatte, poi che ne sai chi ha indossato prima quella roba, che ha provato prima, se aveva verruche o che. Io so sempre un po' l'ansia quando ci sono da provare le cose. Eccoci, Emisfero, Piazza Italia. Così vado al bagno perché devo andare da tipo quando eravamo in viaggio per venire qua, ma bagni in giro non ce ne sono, quindi è andata così. Che bel sole, l'ultimo sole. Vabbè, è ancora alto qua, belluno. Dobbiamo spostare la borsa della box perché sennò le fragole si spiaccicano tutte. Allora, siamo venuti qua
Così vi faccio vedere, cioè faccio il video della box Too Good To Go con del sapone vecchio antico. E voilà, guardate l'immensità della diga. E qua si arrampica. Ragne, eh sì, che c'è l'erba alta e non è il massimo. Ah, i piedi luridi, fortuna che devo fare una doccia stasera. Wow. Io sono attratta da queste cose. Beh, vado a farvi il video, non so neanche dove ho lasciato la roba alla via. Ok, è pieno di cavallette per terra. Ah, aiuto. Vabbè, allora come faccio a farvi il video se non ho niente da appoggiarvi? Oh, adesso ci penso. Video Too Good To Go registrato. Ditemi voi chi è che registra in una location del genere. Nessuno. E qui c'è la palestra di roccia. Climbing Arena. Pieve di Cadore 1945. Cioè, ma lo sapete che io una volta arrampicavo? L'avete mai vista l'acqua caffè latte? Eccola. Non sappiamo perché sia così sporca, E da questa invece, wow, cioè, a me attira tantissimo sta cosa. Io ci andrei là sotto, se solo si potesse. Che robe. Oh, là esce acqua. Dai, andiamo. Andiamo a Pieve di Cadore. Ma buongiorno. Credo di aver messo a lavare una maglietta, quella della Decathlon, con l'etichetta. Beh, col lavaggio l'etichetta si è disfatta, ma c'ho pezzi ovunque praticamente. Vabbè, niente. Ieri sera ho dato una lavata alla roba che abbiamo comprato ieri. Il mio caffè latte. No, è solo il latte, manca il caffè. Che silenzio. Qua si sentono gli uccellini e l'acqua. Non ci sono macchine per il momento. Ho i capelli che sono voluminosissimi. Non ho fatto niente, li ho semplicemente lavati con lo shampoo nuovo della Garnier, quello solido. Ecco, e sono diventati voluminosi. La droga dei miei gatti, guardate, questa, sì, questa, aspetta che Pippi vuole annusare, aspetta, no, che cade tutto, no, ha spanto tutta la polvere, esattamente, guarda qua per terra cosa hai fatto, leccati il pavimento, lecca il pavimento. È una droga questa, vero? Sì. Oh mamma mia, è tutta per terra, amore mio. Lecca il pavimento. Bravo. Bravo. Costasse niente sta roba. Pippo che non capisce perché sta leccando il pavimento. E guarda che ce n'è ancora. Buona. Sì, perché io non ho gatti normali. Ecco, lava pavimenti. Bravo Pepe, bravo. Lava bene il pavimento. Cos'è che vuoi? Vuoi questa? Questa?
Sicuro? Vuoi questa? Vuoi questa? Toh. Aspetta Pippo, arrivo anche da te. Poveretto. Ecco qua. Ecco, la droga. La droga è servita. E va a mangiare sul tappeto. Spiegatemelo. Un croccantino, ma non tutti. All'inizio fa così e poi non lo fa più. È strano. Oggi c'è la sagra a Cortina. Vi sposto un secondo. Ok. Quindi, beh, già qua è già tardi perché meno un quarto alle 10 di mattina. E per me è già un po' tardi, però andremo alla sagra. Ecco, adesso Franz è andato dai suoi un attimo. Poi io dovevo togliere anche sto gel perché qua si è sollevato tutto e va sotto l'acqua e non è salutare per niente. Gli altri no, sempre l'indice si salta praticamente. Si vede che è quello che uso di più, perché gli altri sono ancora attaccate proprio, le unghie, cioè le unghie finte, no, non sono unghie finte. Insomma, è attaccato ovunque tranne che là. In ogni caso è da tirar via perché è giunta l'ora e devo accorciarle assolutamente. Vabbè, caffè latte e la Macedonia, vediamo se la mette a fuoco, di ieri. Vista Pelmo, uccellini che viaggiano, che pace. Oggi veramente è una domenica di lusso, bellissima.